Il colore quindi elemento centrale anche del metodo Good Feelings che lei ha ideato, corretto? Sì, allora Good Feelings praticamente è un servizio di personalizzazione cromatica, quindi incentrato sul colore, ma sulle reali esigenze della persona. Good Feelings praticamente riesce a indagare quali sono quei colori che la persona ha registrato nei momenti più belli della propria vita e quindi attraverso questo metodo, diventandone consapevoli, riusciamo a tingere qualsiasi cosa ci pone davanti a questo quesito di quei colori che in qualche modo usandoli non fanno altro che evocare e richiamare in noi delle sensazioni di piacere e di benessere. Quindi questo è proprio lo scopo, quello evocativo, suscitare delle emozioni attraverso il colore. Questo è l'obiettivo, no? Sì, è un obiettivo, c'è anche un obiettivo un po' Profondo. più profondo che è quello dell'odierno marketing, che è basato praticamente sui punti deboli delle persone, per cui io ti vendo una crema, beh, ti faccio sentire più brutto, più vecchio, ti vendo una macchina, ti faccio sentire non molto prestante, insomma. Invece in questo caso con questa tecnica, visto che comunque siamo in un'economia e dobbiamo farla girare, comunque ci troviamo di fronte alla necessità di comprare, perché non personalizzandola la leghiamo a una nostra vera esigenza, quindi perché non la facciamo diventare portabandiere di una sensazione di benessere di sottofondo. Quali potrebbero essere degli ambiti di applicazione di questa teoria nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita Nella vita quotidiana? di tutti i giorni veramente tanti, partendo appunto dall'interior design, quindi dovendo rifare una casa, questo è un punto cardine, dal semplice anche abbigliamento, addirittura anche nelle aziende, con gli smart working, con questi spazi che sono molto oggettivi, avere degli angoli, dei propri oggetti che ci ancorino e ci diano un senso di identità, e in questo caso anche legati a una parte bella di noi, è importante, ma come il wedding, come la cosmesi, veramente i campi di applicazione sono l'automotive, la personalizzazione delle biciclette, Infiniti. abbastanza tutto ciò che concerne la scelta del colore. Grazie. Oh, beh.